Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Quarta giornata del 2025, questa domenica 19 gennaio. Si comincia un convegno di routine che vedrà il suo centrale alla sesta corsa con il premio Mustard, un bel confronto per anziani di B e C. Si comincia, dicevamo, con una femmine di 3 anni, non vincitrici di 500 euro, corsa dalla chiamata molto bassa che ha raccolto tanti partecipanti, 15 al lato dei partenti, rimangono in 13 dopo i 2 ritiri di Ginger Forget, Canf e di Gogollona. All'1 Gioconda Cup, 2 Grand Mail, 3 Gasoline F, 4 Gioca Spritz, 5 Grace Ferm, 7 Glory and Gold Ari, 8 Gardenia di Casei, 9 Gammon C, 10 Glamour Gar, 11 Jessie AC Regal, 12 Gloria dei Venti, 14 Gora Win, 15 Golden Rose SP. Problemi in fase di allenamento per Grace Ferm che si elimina. Ha avuto problemi anche Glory and Gold Ari, sbaglia Gioconda Cup, va al comando Grand Mail che prende subito l'iniziativa nei confronti di Gioca Spritz che si sistema in seconda posizione, in terza è Gardenia di Casei, all'esterno numero 9 Gammon SI squalificato. Gloria dei Venti che prova a puntare in avanti, 15-8 numero per il 3 lancio Gasoline F e squalificato. passa in seconda posizione Gloria dei Venti scavalcando Gioca Spritz, sistemandosi alle spalle della leader Grand Mail. Se ne vanno i primi 400 metri in 32,1 con Grand Mail che oggi è partita di trotto e ha preso la testa, guida nei confronti di Gloria dei Venti, la terza posizione per Gioca Spritz, inizia a scoprirsi Gardenia di Casei, in corda rimane Jessie AC Regal, mentre la seconda pariglia esterna prova ad andarla a fare il numero 15 di Golden Rose SP. Al passaggio davanti alle tribune, Grand Mail è sempre in vantaggio, 800 in 1-4-2. Seconda posizione per Gloria dei Venti, di fuori Gardenia di Casei, in corda Gioca Spritz, poi Jessie AC Regal, numero Golden 5 Rose SP. Grace Ferm Quindi ancora Gora Win che chiude il gruppo al chilometro passato in 1:19,6. Grand Mail prosegue in vantaggio, numero 15 cala un po' Gioca Golden Spritz Rose che SP viene scavalcata da Gardenia di Casei che si sistema in numero terza posizione. 1 Gioconda Grand Cup Mail sempre in vantaggio a 400 dal palo, 15,1 la retta di là, 1:34,7 i 1200 con Grand Mail in chiara evidenza. Gloria dei Venti in seconda posizione, Gardenia di Casei che prova a ritornare di fuori per avanzare. Poi Gioca Spritz e Gora Win, la retta d'arrivo dopo una frazione in 15,7 per la piegata conclusiva. Grand Mail è in vantaggio, Gloria dei Venti prova a infilare l'open stretch all'esterno, Gardenia di Casei è in vantaggio Grand Mail su Gloria dei Venti. Grand Mail vince su Gloria dei Venti, al terzo posto finisce Gardenia di Casei. 38 ad arrivare, 2,5,5 il totale per la vittoria in percorso di testa di Grand Mail. Alessandro Muretti per i colori della scuderia Spallina, vince la figlia di Ridley Express in percorso di testa, al suo primo percorso netto della carriera, timbra il cartellino con la vittoria. Grand Mail Alessandro Muretti, preciso in salchi, corre bene, prende il secondo anche Gloria dei Venti, al terzo posto Gardenia di Casei dopo percorso in parte all'esterno. Buone le prime 3, 2, 12 e 8 in numeri, l'arrivo della prima.